La sicurezza in via Piave riparte dal dialogo con chi in quella caldissima parte della città vive e lavora ed è costretto a fare i conti pressoché quotidianamente con episodi di criminalità diffusa. Dalle parole si passa ai fatti, spiega l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste, che in attesa dell'arrivo dei nuovi agenti della municipale si sta muovendo personalmente per un confronto sistematico con i cittadini di via Piave, via Cappuccina, via Monte San Michele. Quello che stiamo intensificando in questi giorni, e anche io personalmente sto girando particolarmente molto in quelle che sono le zone di via Piave, via Monte San Michele, via Cappuccina, fronte stazione e quant'altro, proprio per confrontarmi con la cittadinanza, i commercianti, i vari comitati, associazioni, proprio per essere ancora più vicini alla nostra gente. È così che l'amministrazione sta cercando di ottimizzare gli interventi anche per affondare il colpo sulla criminalità che in quelle zone è presente da diverso tempo. Da molte di queste persone, insomma, vi è appunto il riscontro, scusate il giro di parole, ma di un fattore positivo, ovvero del fatto che si inizia a vedere un miglioramento sul territorio. La presenza dell'amministrazione sul territorio si riscontra anche nelle nuove iniziative che hanno preso il via in questi giorni, una di queste a Chirignago con l'apertura dell'ufficio di polizia, dell'edilizia e dell'ambiente. Si è creato con la nuova riorganizzazione del corpo il nucleo dedicato a questo tipo di eventi e di necessità sul territorio della terraferma.